video. Ciao. Ciao. Guardate dove siamo. Ho trovato dove fare la doccia. Che bello, che bello. È tutto bello. Soprattutto il vento contro. Molto bello. Adesso abbiamo il vento in coda, siamo a 25 all'ora con le bici che pesano tipo 40 kg e si va da Dio, bello, bello. Stiamo per attraversare il Po e c'è tantissimo vento e ci aspetta 1 chilometro di ponte. E speriamo che il vento fortissimo che c'è non ci faccia cadere da qualche parte, perché ho anche un po' paura e ci sono tante macchine. Il fiume più grande d'Italia, il Po, ragazzi, il Po. Figo, eh? Siamo un po' spaventati perché c'è tanto vento e tante macchine. Però è molto figo. Siamo al secondo giorno e stasera saremo ospitati da Alfonso. L'abbiamo trovato su Couchsurfing e sembrerebbe essere una persona molto ospitale. Ci ha perfino fatto scegliere cosa vogliamo mangiare. E speriamo che sia una bella serata. Campeggeremo nel suo giardino. Ehi là, terzo giorno, sono tipo le 10 di mattina e stiamo per mangiarci un panino con la mortadella che ci ha consigliato di prendere Alfonso qui al forno di Cudigoro. Alfonso e Irene ci hanno ospitato per tutta la notte a casa loro, ci hanno offerto da mangiare, ci hanno dato del vino e sono stati veramente gentili. Ci hanno dato anche un sacco di informazioni utili e consigliato una strada da fare. E questo? E hanno dato anche i copri scarpe alla Maggie e ci hanno consigliato una strada da fare vicino alle valli di Comacchio per oggi. Il tempo è bruttissimo, piove, ma speriamo che resti almeno così. Augurateci in bocca al lupo. Ok, questa è la mappa che ci ha fatto Alfonso per arrivare a Comacchio e quindi proveremo a seguirla senza usare le mappe. Dai, proviamo a farlo senza usare le mappe. Oddio, prova. Ciao Maggie. Piove. Beh, in questo momento ha smesso. In realtà non piove più. Sì, in questo momento non piove più. E abbiamo sempre la fortuna di avere il vento in coda e speriamo che continui così per molto tempo.
Non so cosa stia facendo la Maggie. Ora abbiamo trovato questa bella strada tutta dritta. È il terzo giorno! Qua vogliamo via. Cosa facciamo? Andiamo avanti. In fondo la strada gira forse. Continuiamo un altro po'. Oh, non riusciamo ad andare avanti. Andiamo continuamente uscendo di strada perché non riusciamo a stare in carreggiata. Stiamo trovando un po' di pace, la strada ha curvato verso sud e adesso siamo riusciti a risalire in bici. Non credo arriveremo a Ravenna oggi, ma non si sa mai, e speriamo continui così, vero Maggie? Siamo ufficialmente entrati nelle valli di Comacchio e sta ricominciando il vento. Siamo sotto il livello del mare, questo ce l'ha insegnato Alfonso ieri, e è molto suggestivo, come si chiama? Si chiama, cos'è? Un bacino lacustre, cos'è? Non lo sappiamo. Ci pescano le anquille e deve essere costantemente bonificato mediante tutti questi impianti idrovori che si trovano in giro, che spinano l'acqua, altrimenti si allaga parecchio nell'entroterra.
Sì! Come? Se facciamo 50 km oggi è già tanto. Diluvia tantissimo. La Maggie è molto più veloce di me e nessuno dei due lo sospettava. Io ho male alle ginocchia, sarà perché ho le bici più pesanti, non lo so, sarà perché non lo so. Lei se la sta cavando molto bene. Tutto qui, volevamo un'avventura, eccola qui. Ehi là, come stai? Se ti muovi, arriviamo. Siamo usciti dalla tempesta. E speriamo che il vento, speriamo che ci sia il sole e che il vento sia in coda. E Voglio trovare un posto dove asciugarmi, sono bomba e congelata, quindi se ci muoviamo mi fai un favore, grazie. e la giornata termina così. Panetto di tofu marinato, Crudo. crudo ma è buono anche così. Mamma mia, oh. Lascia stare, è buono. Dopo una giornata a pedalare in mezzo al diluvio, concludiamo. Guarda, effettivamente È buono. si fa mangiare. Al limite abbiamo dei biscotti. Così si conclude il giorno 3. Speriamo che il giorno 4 sia Meglio. meglio. Ehi, noi continuiamo nel nostro viaggio, stiamo andando avanti abbastanza bene e supportateci, ricordatevi di supportarci. Se vi piace quello che facciamo potete trovare il nostro libro direttamente sulla nostra pagina Instagram o su Amazon. 110 giorni in Asia. Io sono Nicolas e questa è la mia avventura. E questa è la mia avventura di 4 mesi e mezzo che ho fatto in Asia nel 2019, appena prima del Covid. Sono stato in India, Nepal e Giappone, un po' in bici, un po' a piedi e un po' con mezzi pubblici. Lo trovate anche su Amazon. Ciao!